Il Partito Democratico attacca a testa bassa la giunta regionale sul tema della SR 308, strada regionale strategica per l'Alta Padovana. In particolare il capogruppo del PD in Consiglio, Vanessa Camani, critica le dichiarazioni del vicepresidente Elisa De Berti. Lasciano senza parole le dichiarazioni di Elisa De Berti, vicepresidente della Regione del Veneto, che candidamente dichiara e ammette che il miliardo necessario per l'intervento di allargamento e adeguamento della statale 308 non ci sarà e non ci sarà mai. Lasciano sbalorditi perché in realtà quel territorio da sempre è oggetto di intensi flussi di traffico. Una strada, la 308, attesa da un traffico sempre crescente in futuro, a nord per la superstrada pedemontana veneta, a sud per il nuovo ospedale di Padova. La Regione del Veneto si era impegnata con i cittadini e gli amministratori dell'Alta Padovana ad intervenire sulla viabilità e sulle infrastrutture viarie di quel pezzo di territorio. Noi continueremo a chiedere conto alla Giunta del perché di questo cambio di idea rispetto all'Alta Padovana e pretendiamo una risposta concreta per un territorio da sempre dimenticato nella programmazione infrastrutturale della Regione del Veneto. L'allargamento di questa strada, insomma, la cui fattibilità è già stata certificata da Veneto Strade, secondo l'opposizione diventa la soluzione obbligata e non si può discutere su questo, impossibile da risolvere il problema con piccoli interventi slegati tra loro.